Euroregione.news. Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, 2026 di novità. Consueto appuntamento di inizio anno con il Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin per ricordare gli eventi che hanno segnato lo scorso anno e scoprire le novità in programma per il 2026. La legge di stabilità approvata in Consiglio regionale lo scorso dicembre è la legge di stabilità che ha previsto lo stanziamento più importante di risorse nella storia del Friuli Venezia Giulia, oltre 6 miliardi e mezzo di euro. Questa è la dimostrazione che abbiamo una regione sana, una regione forte, una regione che ha risorse. Il nostro compito è quello di impiegare al meglio queste risorse che sono state frutto del lavoro fatto in questi anni, in particolare il Presidente Federica ha rinegoziato i patti finanziari con Roma, ma anche naturalmente la situazione economica che ha previsto maggiori introiti fiscali ha contribuito a questo risultato. Avere risorse significa avere la responsabilità di gestire al meglio. Il nostro compito è stato quello di indirizzare l'impiego in tutti i settori dell'attività dell'amministrazione regionale, quindi le attività produttive avranno importanti risorse per i vari bandi che vanno a sostenere l'attività, gli investimenti di crescita delle nostre aziende. In materia ambientale ovviamente la tutela del paesaggio, la valorizzazione del patrimonio naturalistico, ma soprattutto anche la messa in sicurezza idraulica sono tematiche che ci vedono impegnati. Le autonomie locali naturalmente vedono uno sforzo importante per sostenere i nostri comuni sia sull'attività ordinaria che sugli investimenti e con un occhio rivolto alla reintroduzione delle province che verrà formalizzata a breve in Parlamento e poi vedrà la Regione impegnata nella riorganizzazione che si concretizzerà tra il 2026 e il 2027. E a livello di formazione, di lavoro e di famiglia l'impegno è stato tanto. Da un lato abbiamo cercato di creare le condizioni per mantenere condizioni lavorative importanti, i nostri giovani che trovino delle opportunità di lavoro nel nostro territorio, cercare di far tornare i giovani da noi, cercare in qualche modo di stimolare il ritorno dei talenti, ma soprattutto l'attenzione si è rivolta alla famiglia. C'è stato un pacchetto importante di risorse finanziarie destinate a promuovere la natalità, con la convinzione che oggi uno dei problemi, se non il problema principale che dobbiamo affrontare in Friuli Venezia Giulia, ma in generale in Italia, è proprio questa profonda denatalità che sta creando grandissime difficoltà, perché significa che le scuole non hanno bambini, significa che è difficile trovare lavoratori, significa che poi l'intero sistema pubblico, anche dal punto di vista pensionistico, comincerà a creare ulteriori difficoltà. Allora a questo punto dobbiamo in qualche modo far ritornare la famiglia al centro dell'attenzione dei nostri concittadini, e questo si può fare dal punto di vista economico e dal punto di vista culturale. Dal punto di vista economico abbiamo stanziato risorse per sostenere la natalità con contributi importanti da 250 a 500 euro a seconda dell'età e delle condizioni personali della mamma, in modo tale da sostenere e promuovere la nascita di bambini, ma abbiamo cercato anche in qualche modo di far comprendere che la nostra regione è al fianco di chi oggi decide di fare famiglia, quindi la famiglia diventa sempre di più il nucleo fondamentale su cui far crescere il Friuli Venezia Giulia. Vorremmo che questo messaggio venisse trasmesso da tutti e che oggi naturalmente i giovani avessero proprio questo desiderio, questa voglia di fare famiglia e di fare naturalmente bambini, perché sono fondamentali per far crescere il nostro Friuli Venezia Giulia, anche dal punto di vista del senso di appartenenza, dell'identità, della tradizione, della conservazione delle nostre radici. Quindi su questo l'impegno è stato costante. E importante poi è anche l'investimento che facciamo su turismo, sport e cultura. Questo perché talvolta questi sono settori che non vengono considerati adeguatamente, ma in realtà quando parliamo di turismo, quando parliamo di cultura, quando parliamo di sport, parliamo di settori che sono fondamentali nella vita dei nostri territori, nella vita delle nostre comunità, ma sono anche fondamentali dal punto di vista economico per i ritorni che ne derivano. Pensiamo ad esempio alle tantissime iniziative culturali che abbiamo avuto nel 2025 e in quelle già in programma nel 2026, grandissimi concerti, grandissime mostre con artisti importanti e di nome, grandissime attività che in qualche modo con eventi unici portano tanta gente che viene in Friuli Venezia Giulia da tutte le parti d'Italia e dal mondo. Ecco, questo significa economia, significa indotto, significa crescita del territorio, significa anche in qualche modo poi dare alla regione ulteriori risorse da reinvestire nei territori, ed è questo il motivo per cui sosteniamo sia direttamente che tramite promoturismo la realizzazione di questi grandi eventi. Quindi il Friuli Venezia Giulia è diventato sempre più punto nevralgico per la realizzazione di grandi eventi culturali, musicali. Lo sport. Ormai
penso che la nostra regione sia diventata una delle regioni in cui si organizzano maggiori eventi di carattere sportivo. Pensiamo al Giro d'Italia, pensiamo alle partite della nazionale italiana di calcio, pensiamo ad esempio alle partite che hanno riguardato la nazionale italiana e grandissime nazionali straniere di rugby. Pensiamo alle grandi competizioni dal punto di vista della pallavolo, pensiamo al basket, pensiamo ai tantissimi sport che magari sono considerati minori ma che in realtà hanno un loro importante bacino di utenza, che vedono all'interno della nostra regione organizzate tantissime manifestazioni di livello nazionale e internazionale, dal canottaggio alla scherma, a sport che in qualche modo veramente rappresentano l'occasione per farci conoscere in Italia e nel mondo. Ecco, noi queste attività le vogliamo sostenere e vogliamo dimostrare attraverso le risorse che stanziamo che il Friuli Venezia Giulia ha la possibilità di organizzare questi eventi, ma soprattutto vogliamo dimostrare che in Friuli Venezia Giulia ci sono realtà associative, ci sono organismi, ci sono federazioni che hanno una capacità organizzativa enorme e possono permettere a chiunque vuole venire da noi a organizzare un evento di sapere che qui c'è la capacità di farlo al meglio, in sicurezza, in tranquillità e con grandissima capacità. Ed è questo che il Friuli Venezia Giulia è riuscito a fare in questi anni, ed è questo il motivo per cui oggi molto spesso non andiamo noi a chiedere di organizzare eventi sportivi, eventi culturali, eventi musicali, ma sono gli altri che vengono a chiedere di poterli organizzare in Friuli Venezia Giulia. E tutto questo significa naturalmente anche turismo. Il turismo su cui abbiamo investito, abbiamo cercato di promuovere il brand Io sono Friuli Venezia Giulia, perché vogliamo farci conoscere di più, vogliamo farci apprezzare di più e vogliamo che il Friuli Venezia Giulia non sia solamente quella piccola regione, molto spesso magari accostata ad altre nazioni o accostata a città come Venezia, ma sia quella regione che di per sé viene identificata e conosciuta per quella enorme ricchezza che ha, ricchezza naturalistica, ricchezza del patrimonio storico, ricchezza dal punto di vista dell'immenso patrimonio enogastronomico che possiamo in qualche modo mettere a disposizione del fruitore, delle spiagge, del mare, della montagna, delle colline bellissime, delle città UNESCO. Siamo una regione che in spazi non enormi può offrire tantissimo. Sono città che sono cresciute molto come Trieste, che hanno dato una grande possibilità di sviluppo anche ad esempio al turismo dei crocieristi, hanno visto grandissimi investimenti, cioè è una regione in crescita, è una regione che oggi dà opportunità e noi queste opportunità le vogliamo sostenere. Abbiamo cercato di finanziare e sostenere anche gli investimenti in strutture ricettive di qualità, perché riteniamo che il turismo abbia bisogno oggi di avere qualità e vogliamo quindi che ci siano privati pronti ad investire e fare alzare il livello della qualità ricettiva nella nostra regione. Vogliamo anche sostenere il turismo diffuso, il turismo lento attraverso la ciclabilità. È in corso di realizzazione a Trilive, la pista ciclabile che collegherà Trieste, Lignano e Venezia, e altre piste ciclabili sono in corso di realizzazione e finanziamento da parte della regione, perché vogliamo creare un circuito ciclabile complesso che partendo dal nord verso l'Alpe Adria arriva fino al mare e poi naturalmente attraverso una pista ciclabile come la Trilive e le altre piste possa collegare tutte le aree che ci sono in Friuli Venezia Giulia e dare l'opportunità al turista di conoscere le immense ricchezze che ci sono chilometro dopo chilometro. Perché il bello del Friuli Venezia Giulia è che non serve muoversi tantissimo, basta fare qualche chilometro e si trova un paese, un centro storico, un fiume, un lago, una villa storica, una zona archeologica, un bosco, un qualunque posto di interesse che attira le persone e fa conoscere le bellezze della nostra regione. Quindi il nostro compito è dire io sono Friuli Venezia Giulia ovunque, e l'invito che facciamo sempre a tutti è promuovete la nostra regione, promuovete l'orgoglio di essere parte di una regione che ha la capacità di crescere e vuole crescere ancora. Ecco, questo è il nostro obiettivo, questo è il motivo per cui abbiamo cercato di investire queste risorse. E naturalmente siamo una regione in cui vogliamo lanciare un ulteriore messaggio: qui nessuno deve sentirsi solo, qui nessuno deve sentirsi abbandonato, ed è questo il motivo per cui oltre metà del bilancio regionale va in sanità e sociale, perché noi vogliamo dare alle famiglie la consapevolezza che quando ci sono difficoltà, quando ci sono problemi, quando ci sono situazioni che in qualche modo mettono a dura prova la nostra quotidianità, ecco, ci sono delle istituzioni che rispondono, ci sono dei servizi che vengono dati. Ma quando parliamo di servizi in tema sociale, in tema culturale, in tema sportivo, in tema ricreativo, in tema musicale, ecco, quando parliamo di servizi in questi settori non possiamo dimenticare quelli che sono i protagonisti principali, al di là dei professionisti del settore, e sono i volontari, il mondo del volontariato e il mondo dell'associazionismo. Queste persone che oggi giorno dopo giorno si dedicano al prossimo. Pensiamo a quante sono le realtà associative che in Friuli Venezia Giulia organizzano eventi e attività.
le organizzazioni che nel sociale si occupano del trasporto delle persone disabili, il trasporto delle persone fragili o bisognose, l'assistenza con attività, con progettualità, con iniziative a coloro che in qualche modo vivono maggiori fragilità all'interno della nostra società. Pensiamo dal punto di vista sportivo quante sono le società che fanno crescere i giovani, che danno opportunità di crescere non solamente praticando uno sport, ma crescere anche come persone dal punto di vista educativo. E dal punto di vista ricreativo pensiamo a quanti sono oggi i giovani impegnati nelle Proloco e nelle associazioni che organizzano feste, che li vediamo dietro i banconi a servire le persone, ad organizzare quei momenti che ci permettono magari di stare insieme, di radunarci, di conoscerci, di passare quei momenti spensierati. Ecco, ci sono tantissimi giovani impegnati in tutto questo e quindi ricordiamoci che il volontariato e l'associazionismo rappresentano il motore pulsante del Friuli Venezia Giulia, il motore pulsante delle nostre comunità. Non dimentichiamoci mai di ringraziare i volontari. Dobbiamo sempre essere grati per quello che fanno e per quello che danno, e soprattutto quando vediamo un volto giovane, ecco, guardiamolo bene e rendiamoci conto che i giovani non sono oggi giovani che non hanno voglia, i giovani che magari sono distratti, i giovani che sono in qualche modo assorbiti in pensieri diversi o che magari sono sempre col telefonino. Abbiamo tantissimi giovani impegnati, tantissimi giovani che hanno voglia di essere parte della propria comunità, di essere al servizio del prossimo, di divertirsi, ma di aiutare. Ecco, io questi giovani li vedo giorno dopo giorno. Attraverso il mio lavoro, attraverso i contatti che ho sui territori, attraverso le iniziative in cui ho la fortuna di partecipare, incontro costantemente tantissimi giovani impegnati e quindi questi giovani dobbiamo stimolarli, dobbiamo aiutarli, dobbiamo farli sentire importanti e dobbiamo dare loro la possibilità di esprimere tutto il talento che hanno dentro di sé. E se magari qualche giovane non è pronto, ha bisogno di tempo per pensarci, noi dobbiamo aspettarlo, dobbiamo dargli il tempo giusto per potersi mettere a disposizione del prossimo. L'importante è seminare bene, quando si semina bene prima o poi arriva il raccolto. Ecco, questo credo che sia l'impegno maggiore che noi adulti abbiamo verso le nuove generazioni, cercare in qualche modo di seminare bene e di raccogliere al momento giusto, avendo la pazienza di attendere gli esiti di questo raccolto. Il 2026 mi auguro che sia un anno importante per tutti noi, un anno di ulteriore crescita per la nostra regione. Mi permetto semplicemente di esprimere la mia vicinanza a chi vive maggiori momenti di difficoltà, perché come sempre capita, purtroppo la vita talvolta ti mette di fronte a sfide importanti, a difficoltà enormi e quando riguardano soprattutto la salute sono sfide spesso non facili da affrontare. Ecco, cerchiamo di affrontarle il possibile insieme come famiglia, che può essere la famiglia classica ma anche la famiglia allargata attraverso chi conosciamo nel mondo dell'associazionismo, nel mondo del volontariato, nel mondo del lavoro. Tutti insieme cerchiamo di darci una mano e di sostenerci a vicenda, dimostrando di essere parte di una grande comunità che è il Friuli Venezia Giulia. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia per la prima volta nel 2024 ha introdotto una propria linea contributiva. È stato il primo intervento diretto del Consiglio regionale a sostegno del nostro territorio con una linea contributiva propria, perché di solito i contributi vengono gestiti dagli assessorati. Questa linea contributiva l'ho voluta fortemente, è stata sostenuta e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale e va a favore del mondo dell'associazionismo, del volontariato. Quindi oggi per il terzo anno consecutivo, nel 2026, le associazioni per un'iniziativa all'anno potranno chiedere un contributo del Consiglio regionale fino a 7.000 euro che copre l'80% della spesa ammissibile. Quindi se ci sono delle iniziative, dei progetti che volete fare, degli eventi, consultate la pagina del Consiglio regionale dedicata ai contributi per la valorizzazione e promozione del territorio, chiamate i funzionari che sono chiamati a gestire questa linea contributiva, se serve scrivete anche un'email, verificate bene quelle che sono le condizioni, ma c'è una grande opportunità di dare una mano al mondo associativo del volontariato. Nel 2025 abbiamo finanziato oltre 500 associazioni, i contributi erano fino a 5.000 euro. Nel 2026, 2027-2028 arriviamo a 7.000 euro e copriamo l'80% delle spese ammissibili per la singola iniziativa. Questa è la volontà di dire alle associazioni, al volontariato, noi ci siamo. Voi pensate a quello che volete fare, pensate ai progetti che volete realizzare, il Consiglio regionale vi dà una mano, vi sostiene e vi dà la possibilità di realizzare magari anche iniziative che altrimenti non potreste fare per mancanza di risorse. A fine gennaio il Parlamento dovrebbe completare la riforma che reintrodurrà le province in Friuli Venezia Giulia. Il nostro compito nei prossimi mesi sarà quello di definire
quali saranno questi enti, quali saranno le loro competenze, quale sarà il sistema elettorale, come sarà la procedura e i tempi per la ricostruzione delle province. Riteniamo che sia fondamentale farlo per due motivi. Uno, perché le province sono sempre state un elemento di identità, ciascuno di noi si sente ancora oggi, sebbene siano state eliminate diversi anni fa, parte della provincia di Udine, dalla provincia di Pordenone, dalla provincia di Gorizia, dalla provincia di Trieste. Noi vogliamo in qualche modo ridare vita a questi enti proprio perché comunque vogliamo che il cittadino si senta rappresentato dal punto di vista identitario da questi enti intermedi, e soprattutto perché è una grande sfida. Da un lato vogliamo togliere competenze alla Regione, consentendole di svolgere attività di programmazione, di progettazione, di pianificazione, lasciando le incombenze più materiali, più piccole, più dispendiose dal punto di vista dei tempi a questi enti intermedi. E quindi vogliamo in qualche modo fare in modo che la Regione sia più snella e possa concentrarsi meglio sull'attività più complessa, che è quella di pianificare il futuro del Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo che perseguiamo attraverso la ricostituzione delle province è quello di aiutare i comuni che sono in difficoltà, dare una mano alle realtà locali che molto spesso non hanno personale in grado di gestire tutta una serie di incombenze burocratiche che spesso richiedono delle competenze specialistiche. Vogliamo che i comuni possano trovare nel nuovo ente intermedio un punto di riferimento, un soggetto in grado di aiutarli a svolgere velocemente ed efficacemente una serie di attività che oggi sono purtroppo rallentate, e nel contempo vogliamo aiutare la Regione ad essere più snella, attribuendo all'ente intermedio una serie di competenze che oggi vengono svolte dagli organismi, dagli uffici regionali, ma che potrebbero essere svolte in maniera molto più pratica dall'ente intermedio, consentendo alla Regione di concentrarsi sulle sue attività principali: programmazione, pianificazione e progettazione del futuro del Friuli Venezia Giulia. Quindi snellire la Regione, aiutare i comuni, questo deve essere l'obiettivo dell'ente intermedio, che diventerà naturalmente anche un punto di riferimento identitario per i cittadini del Friuli Venezia Giulia. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news